Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 29 settembre. Non si può negare che il Capo Est continui a essere al centro dell'attenzione dopo lo sgombero avvenuto recentemente con l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo l'ennesima ordinanza emessa dal sindaco, dimostrando un interesse costante per la struttura, anche ieri sera sembrava che ci fosse addirittura dei preparativi per un'irruzione armata. Infatti, poco prima delle 20, ormai è già buio, la situazione sembrava grave, con 4 pattuglie della polizia locale, 2 camion dei vigili del fuoco, operai dell'Enel e torce accese. Sembrava quasi un'irruzione, una retata alla ricerca di rifugiati o di spacciatori. Tuttavia, per fortuna, la realtà era diversa, poiché tutto ciò era dovuto a una fuga di gas, probabilmente causata da una bombola lasciata aperta dai residenti qualche giorno fa. Il sindaco, pur avendo un impegno all'Oreo per una manifestazione, si è recato sul posto insieme alla polizia locale. Questo episodio ha creato molta curiosità tra i residenti, i passanti e le persone che passeggiavano con i cani. Molti di loro si chiedevano quando finalmente la struttura verrà demolita e rimossa dal panorama cittadino. Ieri pomeriggio, con marea pari allo zero, siamo stati accompagnati in Saccatoro a vedere con i nostri occhi la situazione che si è creata e che è causa di difficoltà per una crescita più che soddisfacente delle vongole veraci. Servendosi di un mezzo marinaio, l'armatore Claudio, allevatore di vongole veraci facente parte del gruppo di vongolari che hanno dato vita al consorzio Veraci Chioggia Venezia con un'altra decina di colleghi, ha rilevato la profondità dell'acqua in più punti lungo il canale che porta ai vari allevamenti che costellano l'area di Saccatoro. I canali dovrebbero raggiungere una profondità di un paio di metri, arrivano a uno scarso nei punti più profondi, ma quando la marea arriva ai livelli più bassi, le barche che hanno il fondo piatto e possono arrivare praticamente ovunque, fanno difficoltà a passare in alcuni punti. Il problema non è che passino o non passino le barche, ma che manchi il giusto ricircolo d'acqua per portare loro il giusto nutrimento. Il problema non è solo questo che potrebbe essere risolto con uno scavo importante dei canali, ma anche il fatto che se si scava e non si trova un sito deputato in cui far convogliare i gusci vuoti e le alghe, oltre che i murici, la soluzione del dragaggio sarebbe tutt'altro che definitiva. Servono siti in cui collocare scarrabili dove far convergere questi prodotti indesiderati in modo che la profondità dei canali non venga viziata dagli scarti della lavorazione gettati indiscriminatamente. Un secondo problema da non sottovalutare è la salinità raggiunta dall'acqua in questo periodo, arrivate ai livelli di quella marina. Qua la natura comanda, quando piove la salinità si abbassa e quando non piove i valori di salinità si alzano. Un rimedio in progettazione è il far convergere l'acqua del vicino Brenta in laguna, a Saccatoro, e se l'acqua fatta confluire fosse distribuita omogeneamente e si mescolasse immediatamente alle acque della laguna, la soluzione vedrebbe il plauso dei vongolari. Ma se i tubi per portare l'acqua dolce la facessero fluire in un unico posto, l'eccessiva dolcezza dell'acqua sterminerebbe le veraci degli allevamenti nei pressi del punto di flusso. Nessuno tra i vongolari è logicamente disposto a vedere la moria del proprio prodotto e se la decisione fosse questa sarebbe una patata bollente. La categoria deve affrontare numerosi problemi come tutte le categorie della pesca in quest'ultimo periodo. Per i vongolari c'è un problema in più, le accise sul costo del carburante, nonostante la categoria sia associata al settore agricolo. I motopescherecci non pagano accise sui carburanti, non le pagano neppure i barchini in altre aree di pesca
I vongolari vorrebbero essere equiparati agli altri settori della pesca, quindi. Il costo per il carburante costituisce una spesa importante nella gestione dell'allevamento che va tenuto sotto osservazione quotidianamente, anche per liberarlo da alghe e specie infestanti. Togliere dal conto le accise sarebbe un importante vantaggio. Una categoria comunque fortunata, lavora in un posto invidiabile, circondata da un paesaggio unico che distingue il nostro territorio. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Per rimanere sempre informati vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it. Uno spettacolo un po' insolito ha affascinato i presenti giovedì pomeriggio, ieri, su una delle spiagge di Sottomarina, quella che c'è davanti al villaggio Astoria. Nonostante la fine di settembre e le temperature continuano a essere gradevoli e c'erano numerosi bagnanti, alcuni anche che si tuffavano in mare, ma durante questa giornata c'è stata una lunga rete, lunga circa 30 metri, che era sicuramente posizionata in origine dai pescatori in mare, era collegata in mare, ma poi per qualche motivo si vede che ha rotto i corpi morti ed è finita sulla battigia. Quindi questo episodio è rimasto un po' insolito, in pratica anche perché nel suo contenuto c'erano qualche centinaio di granchi blu. Questa specie di granchi, che ormai anche se sono ultra noti e protagonisti ormai in modo perenne su tutti i media e social, hanno suscitato una notevole curiosità tra i presenti, ma molti bagnanti, attirati dalla vista di questi granchi, hanno iniziato anche a raccoglierli e a portarli con sé. Infatti la nota specie aliena di granchi blu sono ben conosciuti, non solo per essere una calamità per gli allevamenti di molluschi, ma anche per essere ben apprezzati a tavola. Alla Regione Veneto sono state consegnate le prime 37.480 dosi di vaccino anti-Covid, altrettante arriveranno la prossima settimana, lo rende noto la Direzione Regionale Prevenzione. Queste prime dosi, specificano i tecnici regionali, saranno impiegate con priorità per soggetti e operatori residenti nella RSA per garantire la massima protezione in questi contesti con particolari fragilità. L'avvio della vaccinazione avverrà già nei prossimi giorni in base all'organizzazione di ogni USL. Nella settimana del 25 ottobre è prevista la consegna di un numero di dosi che consentirà alle ULS di distribuirle a tutti i medici di medicina generale e alle farmacie che ne faranno richiesta. Il richiamo è fortemente raccomandato, dicono i tecnici della Direzione Prevenzione, a partire dai 60 anni e a partire dai 6 mesi di età per chi è affetto da malattie o condizioni che aumentano il rischio di infezioni gravi. Il vaccino anti-Covid e il vaccino anti-influenzale possono essere somministrati in sicurezza nello stesso appuntamento per proteggersi da subito contro entrambi i virus circolanti. Anche per chi non è mai stato vaccinato prima è sufficiente una sola dose. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini che una
un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 29 settembre, è la San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio, e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!